Focus TG, un buongiorno a tutti voi telespettatori, ben ritrovati in diretta con la nostra informazione. Tantissime notizie oggi nel corso del nostro telegiornale, ma apriamo con il Green Pass, perché con la firma del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la pubblicazione in Gazzetta entra in vigore il decreto Green Pass. Dunque dal 15 ottobre e fino al 31 dicembre ci sarà l'obbligo di esibire il certificato nei luoghi di lavoro pubblici e privati. I lavoratori che ne saranno sprovvisti non percepiranno lo stipendio, ma non ci saranno sospensioni o licenziamenti. Via libera anche ai tamponi calmierati, non solo nelle farmacie ma anche nelle strutture convenzionate. Green Pass obbligatorio infine anche per i magistrati, ma non per avvocati, consulenti, periti e testimoni. E a proposito di Green Pass, noi abbiamo fatto il punto con il prefetto di Vicenza e con il presidente di Confartigianato. Vediamo nel servizio. Green Pass criticato, discusso, controverso. Che piaccia o no, oggi la certificazione verde, con tutte le sue contraddizioni, è diventata il passepartout per evadere dalle clausure anti-Covid. Col pass verde si entra nelle sale chiuse dei ristoranti, si accede ad aerei, pullman e treni a lunga percorrenza, agli spettacoli, alle competizioni sportive, ai musei, alle mostre, alle piscine e alle palestre, alle fiere, ai centri termali e culturali. Sta diventando insomma un qualche cosa di normale sia per gli esercenti di queste attività, strutture, sia per gli avventori, e penso che sempre di più diventerà così. D'altra parte sono fermamente convinto, al di là del fatto che comunque stiamo seguendo dei precisi obblighi normativi, che è uno strumento di libertà, per cui avanti così. Avanti così, e infatti dal 15 ottobre il Green Pass sarà obbligatorio per tutti i lavoratori pubblici e privati. Dopo il quinto giorno senza certificazione scatterà la sospensione senza stipendio del dipendente. Oggi insomma anche per lavorare diventa fondamentale avere il pass. Noi siamo sempre stati favorevoli a quello che è la tutela dei nostri collaboratori. Le nostre aziende, che sono di dimensioni anche medio-piccole, il rischio elevato di contaminazione ci dava una preoccupazione enorme, perché se il contagio arrivava nelle nostre aziende c'era il rischio di chiusura totale anche dell'azienda. Non abbiamo la possibilità di creare un turnover quando abbiamo delle persone contagiate. Dunque siamo sempre stati favorevoli. Le aziende non vogliono tornare indietro ai tempi del lockdown e intravedono nel Green Pass un sistema di sicurezza. L'unico modo per ottenerlo è vaccinarsi gratuitamente oppure fare il tampone a pagamento al prezzo calmierato di 15 euro, mentre per chi non rispetta le norme la multa va dai 400 ai 1000 euro. Ovviamente ci sarà anche chi non avrà bisogno del Green Pass, a cominciare dai disoccupati che non devono entrare in un ufficio o in un luogo di lavoro. Anche i clienti di negozi, supermercati e farmacie sono esonerati, così come gli utenti degli uffici pubblici. Esentati pure gli studenti, che potranno accedere liberamente a scuola, così come i fedeli nelle chiese. E attenzione, in vista delle elezioni amministrative del 3 e del 4 ottobre, ricordatevi, per votare non serve il Green Pass, ma è e resta una delle poche eccezioni. Oggi la certificazione, con i suoi limiti e le sue contraddizioni, resta l'unica via per un ritorno al passato, per sperare, per provare a conquistare un nuovo futuro. E vertice straordinario in prefettura a Padova dedicato alle manifestazioni no Green Pass. Ha aperto un tavolo tecnico per cercare una soluzione che salvaguardi da una parte il diritto a manifestare, dall'altra invece quello a lavorare. Vertice straordinario in prefettura dedicato alle manifestazioni no Green Pass che da oltre 10 sabati si svolgono a Padova. Il prefetto, il questore, le forze dell'ordine e l'assessore alla sicurezza Diego Bonavina hanno incontrato le associazioni dei commercianti esasperati dai cortei Novax che paralizzano la città. Durante la riunione sono stati ribaditi i disagi provocati ogni sabato dai manifestanti in corteo che bloccano piazze e vie del centro, e come accaduto sabato scorso con la modifica del percorso dalla stazione a Piazza Mazzini creano anche disagi al traffico veicolario.
veicolare. La gestione delle manifestazioni da parte degli uomini della questura ha sempre evitato che si creassero momenti di tensione, dialogando costantemente con i promotori delle iniziative No Vax e No Green Pass. Il prefetto ha deciso di aprire un tavolo tecnico affidando al questore gli opportuni interventi. L'apertura di un tavolo specifico dedicato alla problematica, ha spiegato il prefetto Raffaele Grassi, intende costruire assieme il bene della sicurezza, consentendo di meglio orientare i relativi servizi di ordine pubblico. Va tutelato il diritto a manifestare, ma anche il diritto al lavoro dei commercianti che arrivano da un periodo di grande difficoltà economica. E allora diamo uno sguardo insieme al report della Regione del Veneto con gli ultimi dati relativi alla pandemia nella nostra regione. Come potete vedere, il report di Azienda Zero alle 8 di questa mattina. Oggi si registrano 500 nuovi casi positivi. I casi attualmente positivi nella nostra regione sono 11.749. Il dato relativo invece ai deceduti come dato naturalmente cumulativo dall'inizio dell'emergenza Covid anche nella regione del Veneto sono 11.749. Il dato relativo invece alla pressione sugli ospedali del Veneto con i pazienti che sono attualmente ricoverati sono divisi, ormai conoscete il report quotidiano, per pazienti ricoverati in area non critica e pazienti invece in terapia intensiva, dunque in area critica. 266 attualmente le persone ricoverate in area non critica, 59 quelle invece che sono presenti nelle terapie intensive delle strutture venete. Il dato è aggiornato con un -4 oggi e -3 invece per quanto riguarda le terapie intensive. Cala dunque oggi la pressione sugli ospedali della nostra regione. Purtroppo si aggiorna il dato relativo ai decessi, lo vedete, perché oggi si registrano 2 nuovi decessi a causa appunto dell'infezione da coronavirus. Vediamo insieme anche il report relativo invece alla campagna di vaccinazione. I dati sono aggiornati alle 23:59 di ieri. Somministrate nella giornata di ieri 16.506 dosi per un totale di dosi somministrate pari a 6.731.587. Prime dosi 6.236 per un totale di 3.331.833. Cicli completati 10.270 per un totale di 3.399.753. La percentuale di dosi fornite sulle dosi somministrate sulle dosi fornite è pari al 90,3%. Diamo adesso un'occhiata alla tabella che suddivide in base alla fascia d'età. Allora 12-19 anni, percentuale di popolazione residente con almeno una dose, età vi dicevo 12-19, 64,1%, 20-29, 76,2%, i trentenni 30-39 anni 70,7%, 40-49 la percentuale sale 73,6%, 50-59 anni 81,1%, 60-69 anni 88%, 70-79 92,3%, ultra ottantenni percentuale che è arrivata al 99,5%. Per quanto riguarda sempre la suddivisione per fascia d'età ma con ciclo completato, 12-19 anni 54,7%, i ventenni siamo al 70%, 30-39 anni 64,4%, 40-49 69,6%, i cinquantenni 50-59 anni vedete la percentuale 78,1%, i sessantenni 60-69 86% della popolazione residente dei sessantenni ha completato il ciclo di vaccinazione, settantenni 90,1%, gli
ultra ottantenni 96,6%. Quindi percentuali altissime per quanto riguarda la campagna di vaccinazione nella regione del Veneto. Sapete che è partita anche la terza dose del vaccino per le cosiddette categorie fragili e fragilissime. Noi abbiamo sentito la gente che cosa ne pensa. Sentiamo. Sono cominciate le iniezioni per chi ha ricevuto la doppia dose del vaccino anti-Covid e rientra nella categoria degli immunocompromessi. Ma se si parte con una platea di pazienti fragili e fragilissimi, abbiamo raccolto l'opinione dei cittadini in merito alla terza dose necessaria per il completamento del ciclo vaccinale. Se fosse necessario, sì, per tutelare la mia salute e quella degli altri. Quindi reputa sia importante? Per me sì, perché è importante, diremo, poi dipende perché ognuno di noi siamo diversi e sì che bisogna capire un attimo anche per chi va bene la terza dose. Io sì, siamo favorevoli tutti e due. Al 100%. Fatti i vaccini tutti e due e adesso quando viene la dose del terzo vaccino la facciamo. A mio avviso ognuno dovrebbe fare quello che si sente, quindi se uno ha bisogno delle certezze e di sicurezze dovrebbe farla. Ecco, quindi molto soggettiva la cosa. E lei cosa pensa? Io non sono vaccinata e non sono a favore del vaccino. Anche la quarta, anche la quinta, basta uscire fuori, non prendere delle malattie e andare avanti, perché non si può. Un vaccino non si fa mai a cuor leggero, siamo comunque vaccinati, lo abbiamo fatto con tutta la convinzione del mondo e se sarà la terza dose sarà lo stesso per quanto mi riguarda. Se mi chiedono di fare la terza dose, farò anche la terza dose. Mi devo fidare di qualcuno perché non sono in grado di leggere nella materia. Ci fermiamo adesso, c'è una breve pausa, torniamo tra pochissimo, tante notizie ancora con Focus TG, vi aspetto. Rieccoci nuovamente insieme e ancora parliamo di campagna di vaccinazione. Andiamo a vedere qual è la situazione nell'ULSS 7 Pedemontana. C'è qualche problema? Vediamo se riusciamo a vedere il servizio relativo all'aumento di prenotazioni che sta registrando l'ULSS 7 Pedemontana, soprattutto dopo l'entrata in vigore dell'obbligo del Green Pass. Vediamo. Un aumento delle prenotazioni del 15% e 20.000 nuovi posti creati per i cittadini della Pedemontana. L'effetto Green Pass si fa già sentire nella campagna di vaccinazioni dell'ULSS 7. L'inizio delle scuole, il pericolo di contagi in classe e anche la necessità crescente di proteggere la popolazione fragile indicano la strada maestra. Vaccinare, vaccinare e ancora vaccinare. E così l'agenda si riapre e vengono messi a disposizione altri 20.000 posti fino alla fine di ottobre, anche se ricordiamo che l'obbligo del Green Pass scatterà il 15 ottobre. Altra novità, la vaccinazione senza bisogno di prenotarsi per i giovani dai 12 ai 25 anni, mentre chi ha più di 60 anni lo poteva già fare. L'ULSS 7 da qui a fine ottobre gradualmente aumenterà il numero di linee di vaccinazione, cioè i medici e gli operatori impegnati, perché ci si aspetta un aumento delle prenotazioni che potrebbe crescere sempre di più nelle prossime settimane. Non manca un appello a chi non si è ancora vaccinato: non aspettate l'ultimo momento perché si rischia di mettere in difficoltà la macchina organizzativa. Apriamo la pagina della cronaca, andiamo a collegarci con la nostra redazione di Venezia, con Anna Maria Parisi, perché è stata confermata dalla Cassazione la condanna all'ergastolo per Stefano Perale, l'insegnante di inglese accusato di duplice omicidio. Anna Maria. Sì, buongiorno Monica, è così e come dici ieri sera la Cassazione ha quindi in definitiva deliberato quanto già deciso dalla Corte d'Assise d'Appello a luglio dell'anno scorso, quindi 2020, ergastolo per Stefano Perale per il duplice omicidio avvenuto proprio qui a Mestre, in quel di Chirignago, a casa sua, quando il 17 giugno la sera del 17 giugno del 2020
2017 aveva invitato per una cena d'amicizia a casa sua la 31enne di cui si era da tempo invaghito e da cui era stato sempre respinto, la Shakurova. Tra l'altro, ricordiamolo, Monica era incinta di 5 mesi quando avvenne il delitto, e del compagno di lei, il 30enne campano Bonomo. Che cosa accadde quella notte? Ci fu una premeditazione evidentemente da parte sua, quando aveva posizionato in tutto l'appartamento delle telecamere per riprendere quanto sarebbe accaduto di lì a poco, anche se poi lui davanti ai giudici l'ha sempre negata la premeditazione, dicendo che non aveva premeditato appunto il delitto. Quella sera accadde che narcotizzò entrambi i fidanzati con un potente sonnifero, e abusando anche perché in stato di semi-incoscienza della ragazza 31enne di Anastasia, e poi soffocandola dopo la terribile violenza fino alla morte. Quindi mentre si stava riprendendo dal sonnifero versato ad entrambi i fidanzati nel bicchiere, il compagno di lei, ecco che lo uccide a colpi di sprangate. Insomma, una storia terribile di barbara violenza, con anche l'accusa nei confronti di Perale, del 51enne insegnante di inglese, anche di vilipendio del cadavere e procurato aborto, considerato lo stato in cui si trovava Anastasia Shakurova. Quindi la decisione è arrivata in tarda serata ieri da parte della Cassazione, ergastolo. Ora dovrà con l'ergastolo anche risarcire le famiglie delle due vittime, costituitesi nel frattempo parte civile, e a cui dovrà corrispondere un importo per 1,5 milioni di euro come risarcimento danni, che sappiamo benissimo, Monica, non potrà mai risarcire un dolore così grande e infinitamente incalcolabile. Da Mestre è tutto, se non hai domande ti restituisco la linea, Monica. Grazie alla nostra Anna Maria Parisi, grazie per il collegamento. Andiamo avanti con il telegiornale. È stato il racconto puntuale, un'altra terribile notizia, questo è il racconto puntuale di 2 ragazze, adesso adolescenti, a portare gli investigatori della squadra mobile di Padova all'arresto del padre di una delle 2 accusato di violenza sessuale aggravata e continuata, denunciata per favoreggiamento anche la moglie dell'indagato. Sentiamo. Le molestie erano andate avanti per 3 anni, dal 2016 al 2019, movimenti insidiosi, attenzioni sgradite con intenti chiari nei confronti delle 2 bambine che stavano diventando ragazze, una la figlia, l'altra la sua amica, anche mentre dormivano. Con l'accusa di violenza sessuale aggravata e continuata, in carcere è finito un 50enne di Abano Terme, raggiunto da un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Padova. Un'indagine condotta dagli agenti della squadra mobile è partita a maggio, dopo che una psicologa dell'azienda ospedaliera aveva segnalato le circostanze emerse durante i colloqui con un adolescente seguita per disturbi alimentari. La ragazza aveva descritto che dall'età di 10 anni subiva le attenzioni dell'uomo, il padre dell'amica, che le aveva confidato di essere stata oggetto delle stesse molestie. Dalle intercettazioni e dal racconto delle 2 adolescenti sentite da agenti specializzati nei locali che la Questura di Padova ha creato per l'ascolto protetto, si sono delineati anni segnati da episodi di violenze e molestie che hanno portato all'emissione della misura cautelare. Coinvolta in questa vicenda anche una delle madri, che ha registrato di nascosto il colloquio della figlia fornendolo alla moglie dell'arrestato. La donna per questa condotta è stata iscritta nel registro degli indagati per il reato di favoreggiamento personale.
E a livello nazionale è in corso un'ampia operazione contro la pedopornografia che potrebbe interessare dalle prime informazioni anche la nostra regione. 13 arresti e 21 denunce, il bilancio dell'imponente operazione della polizia tenuta anche sotto copertura contro lo sfruttamento sessuale dei minori online. Le accuse nei confronti degli indagati sono di divulgazione, cessione e detenzione di materiale pedopornografico. In totale sono stati sequestrati più di 250.000 file. Le persone coinvolte sono di età ed estrazione diverse, dai giovani agli anziani, lavoratori autonomi, ma anche laureati. Operazione della Guardia di Finanza di Este per contrastare il lavoro nero nei laboratori cinesi della Bassa Padovana. Costretti a turni estenuanti serali extra, nonostante avessero un contratto registrato come part-time, figuravano in ferie in aspettativa non retribuita e invece andavano a lavorare. In queste condizioni lavoravano 154 persone, tutte cinesi, scoperte durante un'indagine della Guardia di Finanza di Este, condotta insieme all'INPS e allo Spisal. Un'indagine iniziata nel 2019 durante un'ispezione in un capannone di Casale di Scodosia. I lavoratori in nero erano impiegati nel confezionamento di prodotti tessili in 5 ditte gestite da cinesi, ma di fatto inesistenti perché intestate dei prestanome di un altro cittadino cinese che aveva commesse da appaltatori veneti operanti nella filiera del Made in Italy. È stata stimata un'emissione di fatture false per oltre 7 milioni di euro. Sono stati eseguiti sequestri di beni per il recupero di circa 3 milioni di euro. 7 persone sono state denunciate. Schianto mortale nel pomeriggio di ieri sul ponte di Cagnola. Un ragazzo di 20 anni è finito con la moto sotto al rimorchio di un trattore. Il giovane centauro è deceduto. Si tratta di un ventenne di Maserà, Emanuel Sebi Ioanna. Il mezzo agricolo con un rimorchio carico d'uva stava uscendo dalla strada, svoltando per immettersi sulla provinciale in direzione Cartura. In quell'istante la moto che arrivava da Cartura diretta verso Maserà è finita contro il rimorchio del trattore, dove è rimasta incastrata con il conducente. I medici del 118 hanno tentato di rianimare il ragazzo ventenne, ma dopo alcuni tentativi purtroppo è deceduto. Questa insomma ancora una notizia di cronaca. E cambiamo decisamente argomento, perché sono pronte allo sciopero le mamme del comprensorio Mandela di Mogliano, dove per causa di mancanza di docenti è stato sospeso il tempo pieno. La protesta fuori dalla scuola mentre si attendono risposte dall'ufficio scolastico provinciale. Situazioni analoghe si stanno registrando nella Marca, da Montebelluna a Preganziol. Sentiamo. Ci starebbe bene un bellissimo sciopero delle mamme che venissero a prendere i bambini un'ora dopo. Il pomeriggio, allora vediamo, perché noi alla fine queste cose che succedono è perché noi alla fine da genitori le risolviamo e vediamo, è una forma di protesta, si può protestare? Abbiamo pensato anche a questa cosa sinceramente. Quindi è uno sciopero delle mamme. Così parlando magari un po' buttata lì logicamente, però perché abbiamo le mani legate. Pronte allo sciopero se la situazione non rientrerà in pochi giorni, così le mamme del comprensivo 1 di Mogliano, dove da oggi il tempo pieno è stato sospeso a causa della mancanza di docenti. Nel mirino lo scarso preavviso della comunicazione da parte della dirigenza scolastica, fatto che ha gettato molte famiglie nel caos organizzativo, come racconta anche il nonno vigile di Via Olme, vera sentinella dell'umore generale. Tanti va bene, tanti non vanno bene, bisogna portare pazienza. Ma la pazienza per diversi genitori reduci da 2 anni scolastici di DAD a intermittenza è finita da tempo, e per quelli di loro che gravitano attorno al mondo della scuola il problema per certi versi è doppio. Io personalmente sto aspettando le chiamate delle scuole, perché anch'io faccio parte delle liste ATA e in questi giorni stanno mandando le chiamate e sono in alto mare. Noi non sappiamo ancora nulla e stiamo aspettando notizie da parte dell'istituto per sapere come organizzarci nei prossimi giorni. Ma disagi in classe vengono segnalati in altre parti della Marca, come al comprensivo di Montebelluna, nei plessi Pascoli e Marconi, dove il tempo pieno è stato sospeso per la settimana in corso. La comunicazione è del 16 settembre, così una mamma. Disagio innanzitutto perché la comunicazione è arrivata il giovedì per poi il lunedì successivo,
e quindi aspettando da mesi e mesi l'inizio della scuola ci si è dovuti organizzare alla meno peggio, diciamo, per poi riuscire a tenere i ragazzi a casa. Stesso copione anche al comprensivo di Preganziol, sempre per la mancanza di docenti, unico vero salvagente, ma tutt'altro che scontato, restano nonne e nonni. Speriamo che non serva questo sciopero, perché mi sembra di aver capito che si stanno già muovendo per fare le nuove nomine, quindi se si tratta di qualche giorno magari si può evitare la rivolta delle mamme e delle nonne. Ci fermiamo, c'è ancora una breve pausa, torniamo tra poco, vi aspetto. Rieccoci nuovamente insieme, ancora Focus TG, e andiamo avanti con il tema legato all'inizio dell'anno scolastico. Il fenomeno delle rinunce all'ultimo momento sembra diffondersi a macchia d'olio in tutta la Marca. A pesare, secondo il sindaco di Mogliano, l'obbligo di Green Pass, ma non solo. Purtroppo la scuola, la dirigenza scolastica non ha previsto la rinuncia della nomina, dell'incarico da parte di tanti insegnanti nominati. Probabilmente bastava aspettare una settimana in più per far partire i pomeriggi, come è avvenuto l'anno scorso, e la cosa non sarebbe successa. Il nodo è proprio questo, la rinuncia all'ultimo momento dei docenti, problema già visto e sentito in passato, ma sul quale oggi sembra gravare l'obbligatorietà del Green Pass. Ogni anno l'avvio dell'anno scolastico per quanto riguarda nomine e personale scolastico è difficile. Sicuramente quest'anno ha influito anche questo tema, ecco. Speriamo si risolva il prima possibile. Sappiamo che domani il dirigente provinciale farà delle nuove nomine, quindi speriamo che si risolva in fretta. A sperare è anche l'AGE, l'associazione genitori di Mogliano, che però in una lettera aperta si pone diversi interrogativi. Perché aspettare sempre l'inizio dell'anno scolastico? Perché così tante rinunce? Ci sono poi nodi della burocrazia e di stipendi ancora troppo bassi. Gli stessi genitori confidano nei nuovi finanziamenti dell'Europa. Certo, le rinunce non riguardano solo il comprensivo 1 di Mogliano e capire quanto stia incidendo la certificazione verde sul fenomeno non è facile per le note ragioni di privacy. Avendo certezze non mi espongo sulla cosa, probabilmente è una pluralità di fattori. Capitava anche in passato, negli anni precedenti, che ci fossero delle difficoltà. Probabilmente quest'anno, se si aggiunge anche questo elemento, le difficoltà si moltiplicano. Tra queste difficoltà potrebbero esserci altre questioni legate anch'esse alla pandemia, ma più profonde. Ho sentito di un insegnante che è stato nominato, però non ha accettato la nomina perché non era pronto psicologicamente, magari da tempo a casa. Cioè questo Covid ha creato tante insicurezze e questo è il problema sociale che stiamo vivendo. E baby vandali in azione a Treviso, così il sindaco convoca i dirigenti scolastici. Ho già convocato una riunione per la settimana prossima con i presidi degli istituti superiori, perché credo che la condotta dei ragazzi non debba limitarsi agli orari scolastici. Se qualcuno si macchia di comportamenti arroganti, rispettosi, violenti, credo che sia giusto che vengano puniti anche da un punto di vista della condotta scolastica. Cerca di intraprendere tutte le strade possibili per arginare il fenomeno dei baby vandali e dei bulli il sindaco di Treviso Mario Conte. Lo fa coinvolgendo i dirigenti scolastici cittadini, non solo per avere un confronto, ma anche per far pesare, dice, a livello di giudizio quello che i ragazzi fanno fuori scuola nel loro tempo libero. Su Facebook Conte si è poi rivolto alle famiglie, di chi imbratta muri e monumenti, scrive, di chi blocca le corriere a suon di minacce, di chi si dà appuntamento sui social per prendersi a botte in centro, oppure di chi, a meno di un anno dall'inaugurazione, ha già sradicato uno dei canestri al Parco Eolo. È evidente che sono liberi di fare quello che vogliono, e tante volte invece quando vengono pizzicati a commettere qualcosa, invece i genitori sono subito pronti a giustificare, a difendere, quando invece noi tutti siamo cresciuti con un'educazione diversa, forse un po' più rigida, forse un po' più bacchettona, ma di certo ci ha reso dei cittadini migliori. Ai genitori Conte chiede di esserci. Che guardino, che si informino, che ascoltino, che controllino i social relativamente alle attività che i loro figli svolgono nei weekend, ma tutti i giorni, perché soltanto
attraverso l'aiuto delle famiglie potremo arginare questo che rischia di diventare una piaga sociale. E adesso ci spostiamo a Bassano del Grappa con una gran bella notizia, perché nei prossimi giorni riaprirà finalmente il Tempio Ossario, un risultato davvero di grande importanza ottenuto grazie al lavoro di squadra. Dai e dai, alla fine il risultato è arrivato. Il Tempio Ossario riaprirà al pubblico e già fra qualche giorno i visitatori potranno ritornare a immergersi nella penombra del monumento per rendere omaggio agli oltre 5.000 caduti della Prima Guerra Mondiale e a chi ha perso la vita nel secondo conflitto. La notizia manca ancora dell'ufficialità, ma fonti molto vicine al Ministero della Difesa confermano che fra qualche ora i portoni del Tempio verranno riaperti e che sarà garantito il servizio d'accoglienza e custodia. Giusto in tempo per le celebrazioni del centenario del Milite Ignoto, che fra poche settimane passeranno anche da Bassano del Grappa. La riapertura diventa quindi un omaggio alla memoria di chi ha perso la vita nel tritacarne della Grande Guerra sul fronte che fra il Pasubio, l'Altopiano e il Grappa ha rappresentato l'ultimo baluardo a difesa della pianura veneta, di Bassano, Vicenza, Venezia, dell'Italia intera. Questo risultato è arrivato ancora una volta grazie alla capacità di fare squadra di un territorio che sa dare il giusto valore alle proprie tradizioni, ai monumenti, alla propria storia. Cittadini, amministratori, politici, associazioni combattentistiche ed arma hanno raccolto la nostra chiamata alle armi. Allo squillo di tromba di Rete Veneta hanno risposto subito, senza calcoli, senza secondi scopi, con la sola volontà di rendere alla città, ai veneti e al mondo un monumento alla memoria di assoluta importanza. Il merito è tutto loro. L'unica medaglia è quella di aver saputo mettere la propria voce al servizio della comunità. Spiace invece, e spiace molto, constatare che ancora una volta nessuna voce si è levata dall'amministrazione di Elena Pavan per il Tempio Ossario. Neppure una telefonata, una dichiarazione a microfoni spenti, un messaggio, una mail. Peccato, ma ce l'abbiamo fatta lo stesso. Tutti assieme, anzi quasi tutti. Intanto mancano pochi giorni alla cerimonia ufficiale di inaugurazione del ristrutturato, restaurato Ponte Vecchio a Bassano e della presenza in città del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Non arrivano conferme, anzi. Manca una manciata di giorni alla cerimonia di inaugurazione del Ponte Vecchio e una domanda resta sospesa nell'aria che scende fresca dalla spaccatura fra Grappa e Altopiano e viene portata dalla Brenta fin sul monumento restaurato. Sergio Mattarella sarà presente alla cerimonia di domenica 3 ottobre. L'invito al Presidente della Repubblica è stato sbandierato ai 4:20 dal sindaco Elena Pavan qualche mese fa, quando sono state presentate le celebrazioni per la riconsegna del ponte alla città. Poi non se n'è più saputo nulla, né della richiesta né del carteggio con il cerimoniale del Capo dello Stato. Già, perché per avere anche solo l'attenzione della prima carica dello Stato servono tutta una serie di presupposti e di passaggi istituzionali e diplomatici, dei quali molti bassanesi sono curiosi di conoscere la natura. Chissà che qualche consigliere comunale non presenti una domanda di accesso agli atti per vedere questo carteggio e capirne di più. Comunque, tornando al ponte, ormai è chiaro che il Presidente non presenzierà alle cerimonie, o almeno, giusto per lasciare spazio alla probabilità, al 99,9% non ci sarà. Non c'è traccia dell'impegno bassanese nel calendario del cerimoniale del Quirinale e nessuno, dalla prefettura ai parlamentari locali, ha notizie dell'arrivo di un ospite così illustre in città. In più, volendo cercare altre conferme, il Comune ha stanziato le somme necessarie per l'acquisto di omaggi e presenti per l'autorità e gli amici e non figura nella lista niente di minimamente consono al Capo dello Stato. A questo punto non manca che l'ufficialità dell'assenza dell'ospite d'onore, ma sarebbe molto più bello che a renderlo noto alla città fosse il sindaco Elena Pavan. Niente di male, capiamoci, l'agenda di Sergio Mattarella è sicuramente zeppa di impegni e proposte. Ci piacerebbe però capire chi e come ha inoltrato la proposta bassanese. Tutto qui. Tanti ancora dunque i punti di domanda sull'organizzazione della cerimonia ufficiale di inaugurazione di un monumento così importante, un monumento nazionale come il Ponte Vecchio. Restiamo in zona ma saliamo sull'altopiano di Asiago perché il proprietario del Macrillo, la discoteca di Galio che è stata chiusa dopo un blitz da parte delle forze dell'ordine, spiega di aver organizzato la festa per diventare finalmente visibile in qualche modo alle autorità. Il mio progetto ho portato a termine, che era quello di far parlare della nostra situazione di locali al chiuso. Noi siamo chiusi da 18 mesi, come ho ripetuto prima, siamo chiusi da 18 mesi, il mio ristoro è stato di 6.500 euro,
con un locale che mi costa da chiuso 1.000 euro al mese. È chiaro che questa situazione è insostenibile, nessuno parla di riaperture e trovavo giusto che in qualche maniera se ne parlasse di queste cose. Una provocazione, insomma, costosa e clamorosa, ma pur sempre una provocazione. È così che Maurizio Pennello, titolare della discoteca Macrillo di Gaglio, descrive la scelta di tenere aperto il locale e di organizzare una festa sulla quale sono piombati polizia, carabinieri, guardia di finanza e ispettorato al lavoro. Risultato? Persone che ballavano nonostante il divieto, personale in nero e altre carenze sul piano dei controlli e dal punto di vista igienico. Il personale all'ingresso è l'unica persona che ho preso in regola, formato Covid. Tutto il resto ho detto vado via in maniera abusiva. Perché? Perché da più tempo cerco un appuntamento con l'ufficio delle entrate per poter parlare di ristori. Mi sembra che questa situazione sia insostenibile, non c'è nessuno che ne parla, per cui era una forma di protesta. Il titolare motiva anche le carenze che gli vengono imputate sul versante igienico, ma ribadisce come alla base di quanto è accaduto al Macrillo ci sia un grido di dolore e solitudine da parte del settore del divertimento. Ho pensato nella mia testa baccata che il modo migliore per poter fare, per poter parlare di te stesso, è quello di fare le cose in maniera esagerate, non le vie di mezzo, o a destra o a sinistra. Solo così la gente ne parla, altrimenti rimani non sei un albero che cade e fa tanto rumore, è solo un ramoscello che si stacca che non conta nulla. Anche sui numeri Pennello ha qualcosa da ridire. 150 persone erano le persone presenti nel locale, tra sotto e sopra, sparsi in 700 metri quadri, che è la misura del locale, in 2 piani. Il nostro locale che pensa 520, poi stiamo parlando di una presenza del 30% in pratica. Il titolare ammette, ora che ha ricevuto l'attenzione da parte delle istituzioni, che riaprirà seguendo rigidamente i protocolli. Intanto ha incassato la solidarietà trasversale in altopiano e non solo, e il mondo delle discoteche potrebbe tornare nell'agenda politica del governo. Ci fermiamo ancora per una pausa, ma torniamo tra poco. Ci sono ancora tantissime notizie dal Veneto e dalle sue province. Rieccoci nuovamente insieme, Focus TG, tutte le ultime news dal Veneto. Andiamo a collegarci con Valentina Visentin della nostra sede di Padova. È in corso la conferenza stampa con l'ULSS Padovana per fare il punto sulla situazione Covid in quell'area. Allora Valentina, quali sono le ultime novità? Sì, buongiorno Monica, siamo all'esterno dell'azienda ospedaliera di Padova perché settimanalmente qui si fa il punto sull'andamento dei contagi, per quanto questa è la prima settimana in cui finalmente si registra una diminuzione dei casi attualmente positivi nella provincia di Padova, non accadeva da diverso tempo. Ovviamente Padova purtroppo resta sempre tra le province con il maggior numero di casi registrati settimanalmente, ma questa volta c'è da registrare anche una diminuzione, quindi l'aumento non è stato così importante e comparato insomma con la negativizzazione dei soggetti si è avuto per la prima volta dopo diversi mesi un calo dei soggetti attualmente positivi nella provincia di Padova. Cala anche l'indice di positività dei tamponi perché su 8.428 tamponi eseguiti in una settimana 183 sono risultati positivi e quindi c'è un tasso del 2,2%. La fascia di persone maggiormente colpite e risultate positive è sempre quella tra i 30 e i 44 anni con il 23,5%, mentre la meno colpita è quella dei 0-14 anni. Infatti sui casi di sui casi di accessi ai pronto soccorsi, su 54 sospetti Covid tra gli adulti, 31 sono risultati positivi e si sono tradotti in 16 ricoveri, mentre solo 2 positivi tra i piccolini, quindi nella fascia pediatrica, e si è tradotto in un ricovero. Poi c'è da ricordare che ovviamente qui in azienda ospedaliera Padova è anche ricoverato quel neonato in terapia intensiva che si è contagiato subito dopo la sua nascita e quindi la sua situazione è sotto il costretto controllo dei medici della terapia intensiva pediatrica dell'azienda ospedaliera di Padova, che ricordiamo è hub regionale, centro di eccellenza regionale per quanto riguarda la terapia intensiva e la rianimazione pediatrica.
Attualmente i ricoverati sono 48 tra area medica intensiva e subintensiva, ci sono 4 donne ricoverate in ginecologia, tutte non vaccinate, positive al Covid, mentre diciamo che si possono dividere così sostanzialmente i ricoverati. Chi è vaccinato si trova nell'area l'area medica, quella meno grave, insomma si tratta di anziani soprattutto con gravi patologie pregresse, mentre i non vaccinati o sono molto giovani e si trovano in area medica oppure si trovano in terapia intensiva e non sono vaccinati. Queste diciamo sono le due tipologie di pazienti che possiamo ritrovare ricoverati in questa settimana nell'azienda ospedaliera di Padova. Si sta facendo il focus in questo momento sulla terza dose perché, come ben sapete, come vi abbiamo raccontato, è iniziata lunedì la somministrazione della terza dose addizionale che può essere somministrata anche a 28 giorni di distanza per quei soggetti che hanno una risposta immunitaria molto debole, quindi si tratta di persone con delle patologie riguardanti l'immunodepressione, che si chiamano immunocompromessi, sono cosiddetti super fragili e possono avere questa dose addizionale anche a 28 giorni dalla somministrazione della seconda dose. Poi inizierà la fase della somministrazione della cosiddetta dose booster, ovvero terza dose che deve essere somministrata a quelli per soggetti anziani, quindi nelle case di riposo, ma anche al personale sanitario, ed è il richiamo che avviene a 6 mesi, almeno 6 mesi dopo la seconda dose del vaccino. Quindi queste sono le indicazioni che stanno seguendo dall'azienda ospedaliera. Nel frattempo l'USL 6 di Padova ha aperto 45.000 nuovi posti per i vaccinati, per chi deve ancora vaccinarsi, anche alla luce del Green Pass obbligatorio nei luoghi di lavoro a partire dal 15 di ottobre. Grazie alla nostra Valentina, so che la conferenza stampa è ancora in corso, quindi ti lascio andare per le interviste e anche per gli aggiornamenti sulla situazione medica del neonato che è ricoverato in terapia intensiva a Padova. Ti chiederei di tornare a collegarti più tardi, sempre in diretta con Focus TG, per sia la situazione del neonato in terapia intensiva, ma poi ci sono delle novità, degli aggiornamenti anche sul caso di Walter Onichini. Grazie a voi, a dopo. Andiamo avanti parlando appunto del neonato che si trova ricoverato in terapia intensiva per Covid a Padova. Lo ha annunciato il presidente Luca Zaia. Sentiamo. Purtroppo parecchie gestanti hanno avuto qualche guaio, peraltro abbiamo, adesso non so se lo posso dire perché non ci sono i dati, in un ospedale del Veneto abbiamo anche un neonato da madre Covid, peraltro negativizzata, poi dopo un po' partorito, adesso abbiamo un neonato che da quello che mi hanno detto è Covid e in terapia intensiva. Un neonato positivo al coronavirus è ricoverato in gravi condizioni nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale di Padova. Quello del vaccino anti-Covid alle donne incinta è un tema delicato per il quale, ha rilevato Zaia, inizialmente si sono sentite indicazioni contrastanti. Il tema della donna in gravidanza è un tema che non ci porta a dire lo sapevate, povere, molte gestanti hanno avuto indicazioni all'inizio e penso sia stato bene così di attendere e fare il vaccino. Adesso vedo che la comunità scientifica dice fate il vaccino perché il costo-beneficio è a favore del beneficio, visto considerato che se poi vi infettate durante le fasi magari terminali della gravidanza qualche guaio potete averlo. Nelle ultime 24 ore il Veneto ha registrato 3 decessi e 457 nuovi contagi. Attualmente in regione ci sono quasi 12.000 positivi con un'incidenza dello 0,85%. Dati che hanno fatto lievemente crescere la pressione sugli ospedali e si legge in questo senso la delibera di giunta che rinnova la facoltà dei direttori generali delle aziende sanitarie all'acquisizione di prestazioni esterne. Doverosa, visto considerato che abbiamo 500.000 prestazioni in arretrato, perché il Covid, ricordiamo, non fa danni solo alla salute di chi se lo becca e magari finisce in ospedale o si ammala o ha ancora gli esiti del Covid, ma c'è anche chi non ha avuto il Covid ma ha avuto danni da Covid. Iniziata la campagna vaccinale per la terza dose nei soggetti fragili, Zaia ha parlato anche di una pianificazione per le persone che hanno un'età superiore agli 80 anni. Gradualmente poi il vaccino sarà allargato a chi lo desidera. Sarà inevitabile che quantomeno, il vaccino non è mai obbligatorio, ma ci sia un accesso volontario per tutti poi alla fine, no? Immagino che alla fine è così. Nel primo anniversario della vittoria elettorale, che lo ha confermato alla guida del Veneto, Zaia ha fatto il punto su quella che sarà la futura attività del Consiglio regionale. Il Consiglio deve normare per sburocratizzare, per rendere
molto più easy la vita dei veneti. E noi siamo impegnati su molti fronti, no? Pensate ai fronti ambientali, pensate al fronte dei lavori pubblici enorme, insomma. Vedo anche dalla riunione che abbiamo fatto ieri, vedo che insomma, questo è l'intendimento che vogliamo portare avanti. Andiamo a collegarci con la nostra Vanessa Banzato che si trova a Marostica. Andiamo avanti con i temi legati al Covid, ma sotto un altro aspetto che è l'aspetto economico delle difficoltà che stanno vivendo le aziende, non solo naturalmente del territorio di Marostica, ma facciamo il punto perché l'amministrazione comunale ha presentato delle iniziative, Vanessa. Sì, buongiorno Monica e buongiorno a tutte le persone che ci stanno seguendo. Hai detto bene tu, si continua a parlare di Covid, ma più che altro si parla dell'effetto negativo che la pandemia ha avuto soprattutto sulle tante attività e aziende. Nello specifico siamo a Marostica, quindi all'interno del comune di Marostica. Due iniziative nello specifico che il Comune ha avviato, una che riguarda e che coinvolge tutte le banche del territorio, quello che va sotto il nome di Consorzio Fidimpresa e Turismo del Veneto, questo prestito, chiamiamolo così, che viene dato alle aziende particolarmente messe in ginocchio nel periodo della pandemia, un'agevolazione straordinaria per le attività commerciali e tra l'altro che appunto servirà per venire incontro alle criticità maggiori che le aziende, tessuto sappiamo fondamentale, basilare dell'economia locale, possono aver avuto in questi mesi difficilissimi. C'è poi anche tutto un settore che riguarda la riduzione di tasse, le tasse comunali, a cominciare proprio dalla Tari 2021, una riduzione, pensate, del 72% per le attività più danneggiate dall'emergenza Covid a seguito delle varie poi restrizioni che sono state imposte per legge, del 36% per quanto riguarda invece le agenzie di viaggio e i negozi, abbigliamento, calzature e quant'altro, sempre che sono state danneggiate in questo periodo difficile. Un ammontare complessivo di mancato introito nel comune grazie a queste riduzioni che si aggira sui 100.000 euro, che comunque insomma lo stesso sindaco Mozzo ha detto riusciremo poi a coprire questa, chiamiamola, perdita nelle casse comunali con fondi ministeriali e con denaro che è stato accantonato anche con la partecipazione alla società ETRA. Di conseguenza c'è quella che è stata chiamata collettività in aiuto delle varie aziende, questo senso forte di collettività che il Comune in primis sta portando avanti per cercare di venire incontro insomma a chi ha particolarmente sofferto in questi mesi, in queste settimane, in queste ultime settimane soprattutto causa Covid. Questo che va a affiancarsi, ma ce ne siamo occupati anche poi nei mesi scorsi, va a affiancarsi a tutta quella serie invece di iniziative mirate al sostegno delle famiglie più bisognose, famiglie che si sono trovate con per esempio il padre, la madre a perdere il lavoro, di conseguenza un aiuto concreto che si vuole lanciare da una parte alle famiglie, dall'altra alle attività del comune di Marostica nello specifico. Monica. Senti Vanessa, buone notizie per aiuti concreti per le imprese del territorio di Marostica, ma anche per le famiglie che abitano appunto nel marosticense, però visto che tu lavori nella redazione di Bassano, abbiamo prima parlato di un'altra buona notizia che riguarda più da vicino i bassanesi, perché è stata annunciata finalmente la riapertura del Tempio Ossario. Esattamente, non si ha ancora la certezza esatta del giorno in cui verrà riaperto, però è questione davvero di ore e questo è stato possibile grazie al lavoro di squadra. Ecco, rimaniamo in un certo senso a parlare del grande lavoro di squadra, come a Marostica anche in questo caso, grande lavoro di squadra che è stato portato avanti dal mondo politico, dalla politica regionale,
c'era, ad esempio mi viene in mente l'onorevole Racchella che si è fatto portavoce sin da subito proprio per la riapertura del Tempio Ossario. A livello regionale mi ricordo ad esempio l'assessora Elena Donazzan. Insomma, c'è stato davvero una mobilitazione di massa al di là dei colori politici, persone che sono andate a Roma, che sono andate a mobilitare onor caduti, insomma, che hanno fatto sentire fortissima questa voce, i bersaglieri che sono sempre stati in prima linea anche quando era aperto il ponte, proprio per garantire l'accesso all'ossario. Di conseguenza ho detto ponte, mi sono sbagliata perché è un altro grande monumento. Sì, e aggiungo, Vanessa, permettimi, Vanessa, permettimi, i fanti che hanno tenuto aperto il Tempio Ossario. E a proposito di ponte, invece, ci sono tanti punti di domanda sulla cerimonia ufficiale di inaugurazione del Ponte Vecchio a Bassano. Sì, vedi, è stato un lapsus freudiano questo, che ho legato il ponte con l'ossario. In effetti ci sono ancora parecchi punti di domanda, soprattutto che riguardano la presenza in città il 3 ottobre del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Non ci sono ancora conferme dell'arrivo di Mattarella in città, non c'è niente che lo smentisca, ma non c'è neanche niente che confermi l'arrivo del Presidente della Repubblica. Ci sono ancora molte incertezze anche per quanto riguarda il programma esatto che si terrà in questa giornata, che dovrebbe essere una giornata topica per la città di Bassano e per il suo ponte, il suo monumento nazionale. Ancora, come hai detto tu giustamente, molti punti di domanda, molti interrogativi, e la cosa che però fa un po' specie, perché pensiamo che siamo il 22 settembre, quindi ormai il 3 ottobre è davvero alle porte, è davvero vicinissimo, quindi stiamo cercando di avere delle risposte certe per capire anche come riferire a voi telespettatori, a voi telespettatrici, come si svolgerà questa cerimonia. Quindi sì, Monica, non è ancora tutto chiaro, ecco, per quanto riguarda tra l'altro una cerimonia molto 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 attesa. Bene, grazie alla nostra Vanessa Banzato. So che devi seguire anche la cronaca, quindi ci saranno tantissime notizie anche questa sera nel nostro TG di Bassano. Io chiedo alla regia, ma insomma sono le 12:59, io direi di fermarci ancora, brevissima pausa, torniamo tra pochissimo, ancora collegamenti e ancora tantissime notizie con Focus TG. Pausa, ci vediamo tra pochissimo. Rieccoci nuovamente insieme, Focus TG, ci colleghiamo con Vicenza, con la nostra Gabriella Basso per tutte le ultime novità a partire dal funerale di Alessandra Zorzin. Gabriella. Sì, buongiorno Monica e telespettatori di Rete Veneta. Come dicevi tu, appunto domani 10:30 a Montecchio ci saranno l'ultimo saluto ad Alessandra Zorzin, ricordiamo uccisa la scorsa settimana da quello che doveva essere un amico di Alessandra e che è Marco Turrin, scusate. Sarà lutto, è già lutto, le bandiere sono già a mezz'asta da diversi giorni, ma sarà lutto cittadino sia a Montecchio che a Sovizio, che invece è la città, il paese appunto d'origine del marito, del compagno di Alessandra Zorzin. Una cerimonia che i genitori vogliono senza applausi durante la cerimonia religiosa, né prima né dopo, né striscioni né palloncini. Vogliono una cerimonia che sia una messa di saluto, di addio ad Alessandra molto
pacata, molto pulita, come hanno definito. Piuttosto in questo momento si stanno raccogliendo, c'è anche un conto corrente a disposizione, anche sull'epigrafe di Alessandra c'è un QR che è stato messo per raccogliere fondi per aiutare, per avere una vita più serena alla piccola di 2 anni di Alessandra. E anche la fine della cerimonia religiosa, dopo l'ultimo saluto ad Alessandra, all'uscita dalla chiesa ci sarà un momento di silenzio e il sindaco ha invitato tutti quanti a portare un fiore raccolto da un campo, dal proprio giardino, verrà benedetto e sarà portato a casa da ognuno dei cittadini di Montecchio e dato a chi vogliono donarlo come augurio, come anche ricordo di Alessandra. Sarà l'invito del sindaco anche quello di, come avevamo già detto in precedenza, di tenere i negozi, abbassare le saracinesche dei negozi di Montecchio in commemorazione appunto di Alessandra. È una comunità, Gabriella, che si stringe per l'ultimo saluto a questa povera ragazza. Sì, tutta la comunità, non solo di Montecchio ma anche quella di Sovizio, perché sarà lutto in entrambe le cittadine del Vicentino, cittadine che appunto si sono strette attorno a questa famiglia, al lutto di questa famiglia e il dolore anche del compagno di Alessandra, non dimentichiamolo, e alla piccola di 2 anni, importante anche questo dirlo perché è un trauma al quale la bambina farà fatica e dovrà convivere, dovrà trovare le modalità per convivere quando crescerà. Senti, cambiamo decisamente argomento per parlare di un'ordinanza antismog che arriverà a Vicenza. Vediamo insieme il servizio grazie alla regia di Fabio Verin e poi rientriamo con te con un commento sull'ordinanza antismog e con le ultime notizie da Vicenza. Ordinanza antismog domani in giunta per l'approvazione, si avvia a replicare a partire dal 1° ottobre fino al 31 marzo. Blocco traffico collaudato per Vicenza in centro storico e quartieri per i mezzi più inquinanti, che confermerebbe le stesse prescrizioni degli anni precedenti, con una novità restrittiva in caso di sforamento dei limiti. La grande novità è che quando si va in allerta rossa, faccio una parentesi, è quello che di solito succede a Vicenza a gennaio, è il nostro mese nero per quanto riguarda l'ambiente, si bloccano non solo gli Euro 4 diesel ma anche gli Euro 5 diesel, quindi macchine anche piuttosto recenti. Nonostante il periodo di lockdown abbia insegnato che a pesare sulle emissioni inquinanti il traffico veicolare darebbe un contributo negativo solo in minima parte. Gli studi che abbiamo fatto anche come provincia nel periodo del lockdown ci dicono che il blocco delle auto in realtà in quel periodo lì in cui non circolava praticamente nessuno ha inciso per poco più del 10% di riduzione sui PM10, ha inciso invece molto sull'ozono che ha avuto una diminuzione del 30%. In realtà le analisi ormai ne siamo certe, ci dicono che è sull'efficientamento energetico, soprattutto degli edifici privati, il settore sul quale bisogna incidere per una migliore qualità dell'aria. Misura amata e odiata l'ordinanza antismog dai cittadini che sposano la linea dell'azione su più fronti, pensando anche ad incentivi per chi privilegia la mobilità su 2 ruote. Secondo lei il blocco auto serve? No. Le città bisogna pensare un domani di farle tutte isole pedonali. Le caldaie, le industrie, se non si lavora su le emissioni in atmosfera, bisognerebbe lavorare su molti più ampi. Guardare di più le aziende e le caldaie sono quelle che inquinano. Più piste ciclabili, sì. Insomma, Gabriella, tra poco i cittadini di Vicenza dovranno fare i conti con l'ordinanza antismog. Abbiamo sentito anche l'assessore Siotto. Sì, oggi è stata approvata in giunta, quindi entrerà in vigore e sarà appunto importante, una delibera comunque che ricalca quello degli anni precedenti per quanto riguarda al momento, insomma poi bisognerà vedere eventualmente soluzioni future. L'amministrazione sta investendo anche sul discorso delle caldaie, come diceva lo stesso servizio, però chiaramente sono moltissimi gli aspetti che bisogna curare. Intanto domenica c'è stata la domenica ecologica, la prima, insomma, quindi nonostante il brutto tempo, però è anche in qualche modo far crescere culturalmente i cittadini al rispetto dell'ambiente.
Poi ci sono anche novità importanti sul fronte del calcio, che a Vicenza non va benissimo, direi. No, purtroppo no. Il Vicenza Calcio, la Nerossi Vicenza Calcio Virtus ha infilato un anello di 5 sconfitte e quindi mister Di Carlo purtroppo ha lasciato la panchina. Già lo scorso fine settimana se ne parlava, era in forse, però poi alla fine gli è stata data un'altra chance che non è andata a buon fine, e sembra che in queste ore, in questo momento stia firmando il contratto un altro allenatore, che è Brocchi, che è stato esonerato l'anno scorso dal Mantova. Grazie alla nostra Gabriella Basso. Noi andiamo avanti con il telegiornale, parliamo del caso di un sindaco che sarà a breve futura mamma. Sulla questione delle donne incinta e l'epidemia Covid, infezione da coronavirus, interviene Lidia Tommasella, primo cittadino di Codognè, che lancia un forte appello. Dice: vaccinatevi, servono fiducia nella scienza e senso di comunità. E allora vediamo insieme il servizio con l'intervista, l'intervento al sindaco di Codognè, Lidia Tommasella. Non si è parlato molto forse di donne in gravidanza, però è una situazione molto delicata, perché ci sono non una persona ma ben 2 persone a rischio. Io personalmente sto seguendo tutte le indicazioni che la nostra azienda sanitaria mi sta dando e invito tutti a informarsi, perché è importante non solo per la vita della mamma ma anche per la vita del nascituro. È una testimonianza che vale doppio, anzi triplo, quella di Lidia Tommasella, sindaco di Codognè e presidente del comitato dei primi cittadini del distretto di Pieve di Soligo, ma soprattutto futura mamma. In dolce attesa ha partecipato al sopralluogo del generale Figliuolo al lab vaccinale di Villorba, commissario straordinario che proprio dal Trevigiano è ritornato sulla necessità di immunizzare le donne incinte, ma l'appello di Tommasella, che invita a diffidare dalle fake news, è rivolto a tutti perché la gravidanza sia tutelata in ogni sua fase. Fiducia nella scienza e spirito di comunità devono fare la differenza. Le donne in gravidanza, ad esempio, nei primi 3 mesi non possono vaccinarsi, quindi è fondamentale che la comunità faccia scudo alla mamma e al futuro nascituro. Quindi vi invito veramente caldamente ad informarvi, a prendere tutte le conoscenze corrette del caso, lasciate perdere i social e fate quello che la scienza e i medici ci consigliano, quindi vaccinatevi perché è fondamentale. E a proposito di coronavirus e vaccini in gravidanza, abbiamo sentito l'appello appunto del sindaco di Codognè, ma intervengono anche i medici sanitari. Sentiamo il primario di ostetricia dell'ULSS numero 4. Noi dobbiamo tenere presente che un buon 95%, 98% delle persone ricoverate nei reparti di malattie infettive sono non vaccinate, e questo è un dato fondamentale che dovrebbe far riflettere la popolazione. Il problema non è solo della gravida, ma è anche delle persone che stanno attorno alla paziente gravida, i familiari. Io penso che vaccinare una donna in gravidanza, attorniarla di persone vaccinate, sia un grande regalo che viene fatto alla paziente e anche al suo bambino. Visto l'incremento di contagi da coronavirus in gravidanza, diversi casi di pazienti partorienti non vaccinate anche nel territorio della ULSS 4, che manifestano forti problemi legati al sistema respiratorio, con possibili rischi anche per il nascituro, spiega il primario di ostetricia. Vuol dire che non ha una buona capacità ventilatoria, vuol dire che non esiste una buona ossigenazione, questo può avere delle ripercussioni sul feto. In fase di studio la trasmissibilità del Covid dalla donna in gravidanza al bambino. La trasmissione mamma-bambino è un evento raro. Esistono articoli di letteratura che mostrano che il Covid può essere trasmesso anche al bambino. La maggior parte degli articoli di letteratura dicono che la trasmissione si verifica nell'immediato post-parto. La positività delle donne incinte al Covid ha fatto emergere un altro dato, l'incremento dei parti prematuri. Per quale motivo? Perché è necessario intervenire nella donna che non è a termine in gravidanza per il fatto che questa è ospedalizzata in una situazione che può essere anche critica. Le pazienti in gravidanza da considerarsi tra i soggetti fragili, così infine da letteratura scientifica. Dice chiaramente il documento, che è della fine di luglio, dice che non esistono delle controindicazioni alla vaccinazione in gravidanza.
Questo è il primario di ostetricia di Portogruaro a proposito di donne gravide e infezione da coronavirus. Torniamo a Padova dalla nostra Valentina Visentin per capire se ci sono aggiornamenti sul caso del neonato ricoverato a Padova perché appunto risultato positivo al Covid. Valentina. Allora, aggiornamenti non ne abbiamo moltissimi, nel senso che è una situazione molto delicata e che va tenuta sotto massimo riservo, quindi insomma dall'azienda ospedaliera ci hanno riferito che la situazione è sotto controllo, estremamente monitorata, è un caso delicato, ma non possiamo avere ulteriori aggiornamenti su questa faccenda, ma bisogna tenere alto il livello di attenzione e soprattutto consigliare alle donne in gravidanza la vaccinazione, perché solo in questo modo possono tutelare loro stesse ma anche il nascituro. Quindi insomma queste sono le disposizioni che ci hanno appena dato e ci hanno rinnovato questo appello, tant'è che qui in azienda ospedaliera a Padova si è aperto nel reparto di ginecologia e ostetricia proprio un centro ad hoc per le donne in gravidanza seguite dai ginecologi dell'azienda ospedaliera, possono ricevere tutte le informazioni e venire vaccinate direttamente in questo ambulatorio, quindi venendo a conoscenza di tutte le informazioni necessarie per aderire con serenità alla vaccinazione. Nel frattempo abbiamo un altro dato che riguarda sempre quello delle terze dosi, perché da lunedì qui in azienda ospedaliera sono già state somministrate 200 terze dosi. Valentina, allora, lasciando i temi legati all'emergenza Covid, alla campagna di vaccinazione, parliamo invece del caso di Walter Onichini, perché sono state pubblicate le motivazioni della condanna. Allora, vediamo insieme il servizio e poi rientriamo con Valentina Visentin. Walter Onichini non era in pericolo di vita, sparato per uccidere il ladro. Si riassumono così le motivazioni dei giudici della Corte d'Appello di Venezia che in secondo grado avevano condannato il commerciante di carni di Legnaro per il tentato omicidio del ladro albanese che nel 2013 stava rubando nella sua abitazione. Una sentenza confermata lo scorso 10 settembre dalla Cassazione che ha fatto aprire le porte del carcere per Onichini. Le motivazioni della condanna non erano mai state rese note. Ora, nelle quasi 100 pagine, si legge inoltre che i giudici hanno esaminato a lungo l'ipotesi della legittima difesa, arrivando ad escluderla. Voleva fermare chi stava rubando l'auto e per fermare il ladro lo ha colpito più volte in zone vitali, dunque volendo la morte della vittima o il ferimento grave. La notte del 22 luglio del 2013 il ladro albanese, dopo aver rubato borsa e portafoglio, stava tentando di fuggire insieme ai complici con l'auto di Onichini. Il macellaio però esce dal balcone e spara. Poi carica il ladro agonizzante, dice per portarlo in ospedale, ma lo abbandona in un campo perché, racconta, viene minacciato con un cacciavite. Il cacciavite però non è mai stato ritrovato e le analisi hanno dimostrato che il ladro era stato collocato nel bagagliaio. Onichini ha sempre detto di aver sparato perché temeva che i ladri portassero via il figlio, ma non aveva verificato se il bambino era nella sua stanza o meno. Si legge inoltre nelle motivazioni un altro aspetto che ha portato i giudici ad escludere la legittima difesa e a condannare il commerciante di carni per tentato omicidio. Insomma, Valentina, per i giudici Onichini sparò per uccidere e non era in quel momento in pericolo. Sì, queste sono le motivazioni che erano state già fatte durante appunto la condanna, come dicevamo in appello, una sentenza che era arrivata, nel luglio del 2019 e che poi è stata confermata dalla Cassazione lo scorso 10 settembre. Così Walter Onichini è finito in carcere dopo la conferma della Cassazione della condanna per tentato omicidio. Alcuni di questi aspetti appunto sono stati già espressi nel servizio, ovvero appunto questi più spari che Onichini ha rivolto al ladro mentre stava scappando con la sua auto e appunto questo anche il pericolo Onichini ha sempre detto che sparò perché temeva che il ladro potesse portare via il figlioletto, ma secondo i giudici non aveva mai verificato se in camera da letto c'era o meno il bambino e comunque sparando ad una persona che si pensa stia portando via un bambino poteva mettere a rischio anche lo stesso piccolo. Quindi insomma sono delle contraddizioni quelle rilevate dai giudici che hanno portato così a confermare la condanna per il commerciante di carni di Legnaro che dicevamo si trova nel carcere di Venezia, il carcere di Santa Maria Maggiore, in una situazione estremamente difficile e delicata, visto che come ci hanno riferito i politici che sono andati a trovarlo in questi giorni ha ricevuto anche delle minacce.
poi l'abbiamo sentito anche dalla stessa moglie Sara, che è veramente molto preoccupata per le sorti del marito. E quindi insomma questa vicenda, anche se ieri comunque il presidente della Regione Veneto Luca Zaia ha chiesto anche lui la grazia a Mattarella per Walter Onichini. E a proposito dell'appello del presidente Luca Zaia, lo sentiamo. A me sembra che davanti a una condanna come questa, in altri casi fanno il giro del palo e non vedono neanche il carcere. Cioè, questo è il paese dell'impunità, cioè che non facciamo finta di essere in un paese dove c'è la punità, qui siamo nel paese dell'impunità. Mi rivolgo al capo dello Stato, che conosco essere persona sensibile davanti a una famiglia, davanti a quello che è accaduto, che fortunatamente non ha avuto il morto, e che quindi ci sia la grazia. Dall'altro però chiedo che nell'attesa quantomeno possa tornare a casa. Proviamo a immedesimarci, a metterci nei panni di Onichini che si trova un ladro in casa. È ovvio che saltano i freni inibitori, saltano tutti i meccanismi che una persona comunque si dà, no? C'è un elemento che è la paura, c'è un elemento che è quello della difesa del nido. Ci vorrei ricordare che Onichini ha 2 bambini, una moglie, c'è quella della difesa di un territorio, no? Quindi secondo me la comprensione è fondamentale. Penso che giustamente lì si sia trovata in preda al panico, perché solo in preda al panico, cioè non mi risulta che Walter Onichini sia un noto pistolero, non mi risulta che Walter Onichini ambisse a impallinare qualcuno prima o poi. Quindi io penso che questo sia un elemento da tenere molto in considerazione. Davanti a un terribile fatto come quello, come ci saremmo comportati noi? E quello che è accaduto è comunque segno di uno stato di ansia, di disperazione, di paura. Cioè, io non faccio il difensore di Onichini, però penso che debba essere visto tutto nel complesso questa vicenda. Io penso che a lui debbano essere riconosciute queste attenuanti. Tutti noi ci aspettavamo questo, no? Nessuno ha negato i fatti. Però l'unico fatto concreto dal punto di vista giuridico è che il ladro è libero e Onichini in galera. Abbiamo sentito, Valentina Visentin, le parole di Luca Zaia a proposito del caso Onichini. Ci sono altre novità sia sul fronte Onichini ma anche sul fronte più ampio della cronaca da Padova. Sulla vicenda di Walter Onichini queste erano le ultime novità. Sulla cronaca da segnalare un incidente mortale che è avvenuto a Cartura ieri pomeriggio, a perdere la vita un 21enne romeno che si è schiantato con il suo scooter contro il rimorchio di un trattore che stava uscendo lungo la strada provinciale. Il SUEM ha tentato di rianimarlo sul posto, ma per il giovane non c'è stato nulla da fare. Grazie alla nostra Valentina Visentin, la salutiamo, andiamo avanti con il telegiornale. È stato siglato l'atto costitutivo di ADMO Veneto, l'associazione dei donatori di midollo osseo diventa l'unione regionale di tutte le associazioni provinciali. L'ufficialità nei giorni della campagna di sensibilizzazione che si concluderà il 9 ottobre, 57.000 i donatori, ma in verità ne servono molti di più. 2 persone che si tengono per mano stringendo un cuore. Eccolo il drappo realizzato dall'artista Giorgio Bellingardo, simbolo della campagna ADMO 2021. L'associazione diventa regionale, unione di tutte le associazioni provinciali, a loro fianco i comuni del Veneto. Noi come associazione dei comuni abbiamo voluto fin da subito sposare questo loro impegno con questa iniziativa Un dono in comune, perché ci ispiriamo ai valori del rugby, dove se tutti spingono verso la stessa direzione si arriva in meta, e credo che arrivare in meta con ADMO sia un obiettivo che ci siamo posti tutti. Io da rappresentante dei comuni dico: i comuni oggi daranno voce ad ADMO e inviterò i sindaci già da domani a far proprio il messaggio che parte da questa sala, da questa associazione, per divulgarlo nei propri comuni. 57.000 i donatori veneti, giovani tra i 18 e i 35 anni, speranze per i pazienti, alcuni bambini molto piccoli, speranze perché la compatibilità genetica, il match è difficile, una persona ogni 100.000. Ogni iscritto rappresenta una speranza per qualcuno
e li vorrei vedere crescere tanto più in fretta questi numeri. Una donazione diventata semplice e sicura quella del midollo, un numero di donatori che dopo l'anno difficile del coronavirus tutti sperano possa tornare a crescere. Trovare un donatore compatibile sappiamo che è molto poco frequente e quindi è una chance che noi diamo sempre in più con ciascun nuovo donatore che si arruola a un paziente che è in attesa del trapianto. È una trasfusione di sangue. La scienza e la ricerca ci ha supportato in questo e per cui sono 3 ore. Sono 3 ore, c'è un trattamento prima con un farmaco estremamente sicuro per aumentare queste cellule staminali emopoietiche. Questa sacca si raccoglie, dopodiché una persona ritorna al proprio posto di lavoro. Questa sacca parte e fa dei giri stranissimi perché esportiamo anche tante sacche. Il ministro dell'Agricoltura Patuanelli interviene sulla vicenda del prosecco croato e assicura che l'Italia farà il possibile per opporsi alla richiesta del Prosecco. Il Prosecco è la DOC più grande che abbiamo nel settore vitivinicolo, 500 milioni di bottiglie, un valore enorme dal punto di vista economico, tanto che è 5 volte la seconda DOC del nostro paese. Il valore del Prosecco è un valore inestimabile, quindi non consentiremo. Ovviamente faremo il possibile per non consentire questo percorso di autorizzazione della denominazione Prosek. Il ministro dell'Agricoltura Patuanelli assicura che l'Italia si opporrà con forza alla titolatura da parte della Croazia del cosiddetto Prosek e ripercorre le tappe di questa vicenda dalla richiesta croata alla valutazione da parte della Commissione dell'ammissibilità dell'istanza fino alla pubblicazione qualche giorno fa nella Gazzetta dell'Unione Europea. Adesso in 60 giorni tutti gli interessati possono fare le classiche controdeduzioni. L'Italia spiegherà in questa sede il perché del suo no alla scelta. La storia del Prosecco è una storia molto più datata, molto più consolidata di quella del Prosecco croato, che esiste ma che è un vino completamente diverso, potrà usare un'altra denominazione e ovviamente noi faremo tutto il possibile per spiegare alla Commissione la situazione reale. Nei giorni scorsi il ministro Patuanelli ha avuto anche un confronto con il commissario europeo durante la ministeriale del G20 a Firenze. Ha soprattutto sottolineato il valore delle denominazioni d'origine e la volontà della Commissione di continuare a supportare DOC, IGP, IGT. E domani sul tema ci sarà un'informativa al Senato da parte del ministro. In quell'occasione interverrà anche il presidente della Commissione Agricoltura Giampaolo Vallardi, che oggi con un furgone ha portato a Roma 330 bottiglie di Prosecco DOC distribuite ai colleghi senatori. A Caorle, fine settimana da tutto esaurito per i campionati italiani di atletica e freccette patrocinati dal Comune. Le immagini. L'inno di Mameli ad aprire la finale oro del campionato italiano di atletica e poi un tifo da stadio, le trombette, la festa in tribuna in cui l'atletica da sport individuale diventa sport di squadra. L'inno d'Italia è protagonista anche per un altro titolo azzurro, i campionati nazionali di freccette, di singolo e di doppio, con gli oltre 500 atleti provenienti da ogni parte dello stivale. A Caorle, fine settimana di sport, quello appena trascorso, con una vera e propria pioggia di coppe, medaglie e gagliardetti, con la competizione sostituita anche dal divertimento e dal fair play. E uno la prende anche più sul ridere, divertimento e portare punti per la squadra. Gara nel nome della sicurezza, con atleti e accompagnatori muniti obbligatoriamente di Green Pass. La magia dello sport ha fatto registrare il tutto esaurito nella località balneare Caorlotta, con presenze che hanno superato di gran numero i dati della pre-pandemia, confermando l'8° posto occupato da Caorle nella top 10 delle mete vacanziere di mare italiane. Tornando alle competizioni sportive, Veneto infine il vincitore del campionato singolo di freccette. Il prossimo anno a giugno rappresenterà l'Italia per gli europei di Spagna.
Con Focus TG ci fermiamo qui, io vi do appuntamento a questa sera alla consueta fascia oraria serale dedicata ai nostri telegiornali. Vi auguro una buona giornata, vi ringrazio per l'attenzione, arrivederci.